È giovedì 24 aprile, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E una buona mattinata anche da Marco Carli. Cominciamo come sempre con le notizie. In apertura anche oggi ci occupiamo dell'omaggio che i fedeli stanno rendendo a Papa Francesco a San Pietro. C'è un lungo pellegrinaggio di fedeli per l'ultimo saluto al Papa degli ultimi. Abbiamo sentito anche l'arcivescovo di Catania. Sentiamo e vediamo. Già adesso sono stimati in 100.000 in fila per l'ultimo saluto a Papa Francesco, ma i numeri sono destinati a salire di qui a sabato, quando ci sarà il funerale, con una presenza prevista di 250.000 fedeli, con leader e capi di Stato, tra cui Trump, Macron e Zelensky, e la presidente UE, Ursula von der Leyen. Il Papa degli ultimi, così come lo vogliono ricordare in molti, è giunto per l'ultima volta a San Pietro in processione da Santa Marta. La sua salma è esposta in una semplice bara scoperta, bordata di rosso e senza catafalco, davanti all'altare della confessione fino a venerdì alle 20. In Vaticano sono giunti anche i cardinali che hanno partecipato alla seconda congregazione in vista del conclave previsto per i primi di maggio. Ma la commozione per la morte di Bergoglio corre in tutto il mondo. Sicilia mobilitata dalle città ai piccoli borghi, in veglie di preghiere e messa a suffragio. A Catania l'arcivescovo Renna sottolinea l'amore per i poveri come la grande eredità lasciata dal pontefice. Papa Francesco in un suo documento, il primo, ci ha raccomandato l'amicizia con i poveri, ci ha raccomandato di imparare da loro. Per la Camera dei Deputati si è svolta una commemorazione per il pontefice, che nelle sue ultime volontà ha chiesto di essere sepolto nella Basilica di Santa Maria Maggiore senza particolare decoro e con l'unica iscrizione Franciscus. E andiamo subito da Marco Carli, perché anche i quotidiani regionali, non solo quelli nazionali, parlano per l'appunto di questa grande folla che sta rendendo omaggio a Papa Francesco. Vedo alle tue spalle, lo vedono anche i nostri telespettatori fra poco, la processione di fede che si legge sulla Sicilia. Esatto, e questo è il titolo scelto dalla Sicilia. Noi siamo andati a dare uno sguardo sia alle pagine dei quotidiani regionali che di quelle nazionali. Chiaramente l'apertura è da sempre e da questi ultimi giorni chiaramente dedicata a Papa Francesco, e anche nella giornata odierna, come hai detto giustamente tu. Questo è il titolo ad esempio della Sicilia, processione di fede, l'omaggio, il mondo in fila, 8 ore di attesa per salutare la salma, e poi ci sono varie notizie che riguardano e che poi andremo a trattare anche nella rassegna stampa con i quotidiani nazionali. Il Parlamento con la Premier Meloni per sempre grata agli insegnamenti, e poi la questione della sicurezza con la capitale blindata, ma scatta subito il business dei funerali. Il conclave con le pressioni di Trump legate soprattutto all'Ucraina, anche di questo parleremo nella rassegna stampa nazionale e internazionale. Intanto impazza il Fantapapa, una sorta di gioco, Angelo, in cui si può schierare i propri favoriti, tipo il fantacalcio per l'elezione al prossimo Papa. E poi la curiosità, un'icona pop tra cartoon, cinema e murales. Ma se andiamo avanti vi facciamo vedere anche il titolo di Repubblica. Francesco torna tra la gente, esposta la salma a San Pietro, decine di migliaia di fedeli in fila anche nella notte, nuova riunione dei cardinali, l'omaggio in Parlamento, restiamo agganciati ai suoi insegnamenti, dice Meloni, non merita ipocrisie, dice invece Schlein. Anche sotto l'aspetto politico c'è una divisione, come sempre in tal senso. Per chiudere questa parte, ma ci ritorneremo ovviamente nella rassegna stampa nazionale, vi faccio vedere Repubblica Palermo invece, per sottolineare l'esodo dei siciliani per i funerali del Papa. Sabato alle 10 andrà la gente comune che ha deciso di esserci per dare appunto l'ultimo saluto a Papa Francesco. E noi prima di voltare pagina andiamo con le immagini direttamente proprio dentro la Basilica di San Pietro. Vedete per l'appunto le immagini che arrivano in diretta, grazie anche a Vatican Media che offre per l'appunto questo segnale. Possiamo farvi vedere come continua il pellegrinaggio ininterrotto per l'omaggio proprio a Papa Francesco. Adesso torniamo di nuovo in studio, ci occupiamo di fatti regionali. Quella di ieri è stata una giornata drammatica, l'ennesima sul fronte delle morti sul lavoro. Ce n'è stata un'altra, stavolta a perdere la vita è stato un uomo di 65 anni, padre di 2 figli, morto sul colpo, travolto da un fascio di travi di ferro. Lavorava in un cantiere sulla strada Adrano-Bronte, proprio nel Catanese, e fra poco sarebbe andato in pensione.
Un operaio edile di 65 anni, Antonio Rapisarda, padre di 2 figli, è morto in un cantiere nella strada Adrano-Bronte in contrada Passo Zingaro nel Catanese, dove l'impresa Donati SPA sta eseguendo i lavori di ammodernamento della strada. L'uomo, che era anche rappresentante sindacale della Filea CGIL, secondo una prima ricostruzione è stato colpito alla testa da un profilato in ferro precipitato da un camion durante le fasi di scarico, per motivi ancora in corso di accertamento. Avviate tutte le procedure interne al cantiere previste al fine di chiarire le motivazioni dell'incidente. Sul posto è arrivato il personale del 118. Per le indagini del caso sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Paternò. Quello di oggi è il 6º morto sul lavoro a Catania dall'inizio dell'anno. Nel 2024 i decessi sono stati, secondo le fonti INAIL, 81 in tutta la Sicilia. Antonio, conferma la CGIL di Catania, era un uomo generoso, un lavoratore esperto, un punto di riferimento per tutti noi. Non era solo un delegato sindacale, ma un amico e un compagno vero. La sua morte ci lascia attoniti e ci spinge ancora una volta a ribadire con forza che non si può morire di lavoro. Siamo sconvolti, proprio sconvolti. Avevamo fatto 2 mesi fa le cocette perché voleva andare in pensione e stavamo aspettando l'esito dell'INPS. Invece è arrivata la pensione definitiva per questo lavoratore. Ci uniamo al dolore e alla rabbia dei familiari e chiediamo verità e giustizia, aggiunge la UIL. Per la CISL si tratta di un'altra perdita gravissima che lascia sgomenti e richiama ancora una volta l'attenzione su una piaga che continua a colpire senza sosta il mondo dell'edilizia. Quanto accaduto oggi è l'ennesimo campanello d'allarme che non possiamo ignorare. Frasi che spesso risuonano come frasi di circostanza, mentre i lavoratori continuano ad essere vittime di una strage silenziosa. Una strage silenziosa, Marco, purtroppo quotidiana. Sì, perché aggiorniamo sempre noi i conteggi purtroppo delle morti bianche e questo è il titolo della Sicilia di oggi. Sotto una trave caduta da un camion, l'atroce fine di un operaio di Belpasso, un 64enne muore schiacciato nel cantiere della statale 284. L'ANAS parla di verifiche in corso. Dicevamo di un dato che va sempre aggiornandosi purtroppo in negativo. Ricordiamo, e lo ricorda anche la Sicilia, proprio ad Adrano lo scorso mese di marzo ha pagato un prezzo altissimo per morti sul lavoro, con il decesso di 3 braccianti agricoli deceduti mentre a bordo di un furgone stavano tornando a casa. In quel caso si è trattato di un incidente stradale avvenuto sulla Catania-Siracusa, uno scontro frontale che ha spezzato la vita di Rosario Lucchese, 18 anni, e prossimo a diventare padre, Salvatore Lanza e Salvatore Pellegriti. Ne abbiamo parlato veramente pochi giorni fa, poche settimane fa, e come dicevamo, Angelo, un dato che purtroppo costantemente va aggiornandosi. Andiamo adesso a Palermo perché in un incendio che si è verificato in un residence di Villette in Viale Regione è morta una donna di 80 anni. Ci sono anche altre 2 ferite. Il rogo si è sviluppato accanto proprio alla bretella dell'autostrada Palermo-Mazzara del Vallo. Sentiamo il servizio. L'incendio, le fiamme che divorano parte della casa, il solaio che crolla. A Palermo ieri nel tardo pomeriggio una donna di 80 anni, Vita Turrita, è morta nell'incendio della sua abitazione che si trova accanto all'autostrada Palermo-Mazzara, poco prima della svolta a destra per Tommaso Natale. Era in casa con la sorella di 78 anni e la badante di 50, entrambe intossicate dal fumo e portate d'urgenza al policlinico. Non sono in pericolo di vita. Nel rogo la donna è rimasta intrappolata ed è morta schiacciata dal crollo del solaio che ha ceduto per le fiamme. La villetta fa parte di un complesso di case a schiera a 2 piani. La donna probabilmente si trovava al piano più alto. In casa sarebbero stati trovati molti oggetti accumulati, materiale che ha alimentato le fiamme. Sono intervenuti anche gli agenti della scientifica che insieme ai vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona. La prima telefonata al comando dei vigili del fuoco è arrivata intorno alle 17. Sul posto sono giunte 3 squadre di pompieri, più mezzi di supporto e ambulanze del 118. E andiamo adesso ai quotidiani con Marco Carli nuovamente perché accanto proprio alla notizia dell'operaio travolto da Adrano c'è proprio quest'altra notizia che arriva da Palermo. Qui siamo su Repubblica Palermo, come dicevi, come hai detto giustamente tu, la pagina riporta di queste 2 notizie. A destra troviamo appunto quella dell'operaio travolta da Adrano dai tondini di ferro di cui abbiamo parlato poco fa, e poi c'è l'incendio in una villetta con l'anziana morta a Palermo. Chiaramente si sta indagando per capire le cause.
qui si ipotizza forse una sigaretta, forse un cortocircuito ha causato un terribile incendio all'interno appunto di questa villetta lungo Viale Regione Siciliana, incendio che non ha dato scampo a questa donna di 80 anni. L'allarme è scattato intorno alle 5 del pomeriggio, alcuni vicini hanno subito chiamato i vigili del fuoco che sono arrivati nel giro di pochi minuti, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare per la donna. Adesso siamo a Catania però per parlare di altro, parliamo di emergenza abitativa, ne parleremo anche nel corso della nostra mattinata. CGIL e Sunia hanno lanciato e lanciano un allarme sulle lentezze che rischiano proprio di fare perdere dei fondi importantissimi per la città di Catania. L'idea è quella di cambiare il volto della città, soprattutto i quartieri e le periferie più fragili, con i fondi destinati a Catania da PNRR, POM Metro Plus, Decreto Caivano e Fondo Urbano Agenda. Si tratta di circa 560 milioni di euro e nonostante la mole straordinaria di risorse pubbliche, il territorio etneo rischia di perdere una storica occasione di riscatto. E questo l'allarme lanciato da CGIL e Sunia. Abbiamo in questo momento voluto porre l'attenzione su una serie di fondi, non soltanto sul PNRR ma anche sul POM Metro Plus, che prevede tutta una serie di servizi anche molto innovativi per le persone più fragili. Ci sono milioni di euro già stanziati per combattere povertà, marginalità e emergenza abitativa, che al momento sono inutilizzati a causa di burocrazia e lenta amministrazione e perché ancora, dicono i sindacati, mancano i cronoprogrammi, tanto che alla scadenza del primo step, quello dei fondi PNRR di marzo del 2026, molte opere potrebbero non essere avviate e quindi completate. La verità è che si sono recuperati soltanto 64 alloggi per ora che sono ancora in costruzione per dare risposte alle famiglie che da anni aspettano di avere l'alloggio popolare. Sono stati approvati 9 progetti da oltre 7 milioni di euro, alcuni riguardano l'autonomia dei disabili, l'housing first, la stazione di posta per i senza dimora e i servizi per gli anziani non autosufficienti, ma che in questo caso sono stati bloccati a causa della mancata ristrutturazione degli immobili individuati. Su questo tema avremo anche degli ospiti in studio nel corso della nostra mattinata insieme. Intanto però Marco, vengo da te e andiamo credo sulla Sicilia di Catania. Sulla Sicilia c'è un'intera pagina dedicata a questo argomento sulle pagine interne della Sicilia. Qui siamo sulla pagina di Catania, nel tomo di Catania, la seconda. Il titolo è Fondi PNRR, si rischia che vadano sprecati. CGIL Catania e Sunia Sicilia temono che la città possa restare al palo anche per quel che riguarda l'emergenza casa e il disagio sociale. Andando all'interno andiamo a trovare anche quello che leggiamo appunto e che abbiamo visto, abbiamo sentito anche nel servizio. Solo per quanto riguarda le politiche sociali finanziate dal PNRR sono stati approvati 54 progetti per un valore, l'abbiamo sentito anche da Simona Mazzone, di oltre 7 milioni di euro destinati all'autonomia dei disabili, agli anziani, ai senza dimora, a chi è rimasto senza casa. Eppure molti di questi fondi sono bloccati per la mancata ristrutturazione o consegna degli immobili. E questo è il caso, ad esempio, dell'ex scuola di San Giovanni Galermo, dove dovrebbero essere presi in carico 200 anziani non autosufficienti. Ma andiamo adesso a dare uno sguardo invece alle altre prime pagine dei quotidiani regionali. Ci eravamo soffermati su Repubblica Palermo e sulla Sicilia. Guardate su Gazzetta del Sud, c'è questa bella foto con l'immagine della piazza San Pietro gremita dai fedeli. Abbiamo visto prima già le immagini di questa mattinata, inizio mattinata, che ci arrivano da Vatican Media e che vengono riproposte in questa foto. Ricordiamo che ieri la processione si è chiusa subito dopo la mezzanotte, per cui sono stati allungati anche i tempi della processione stessa. Inoltre 100.000 hanno voluto dare l'ultimo saluto a Papa Bergoglio nella Basilica di San Pietro. Roma ovviamente blindatissima in attesa del funerale di sabato, dove ci saranno 170 delegazioni straniere. Si fa un accenno, ne parleremo a questa che è la seconda notizia, ne parleremo nella rassegna stampa nazionale e internazionale, a quello che è l'out-out di Trump a Zelensky, l'attacco appunto, in sintesi gli ha detto o
la pace con la Crimea riconsegnata alla Russia, oppure sarai l'artefice di una guerra che continuerà. Sul Giornale di Sicilia, anche in questo caso, l'abbraccio del popolo di Francesco, oltre 100.000 in fila per l'ultimo saluto al Papa, la Basilica di San Pietro aperta, come vi dicevamo, fino a tarda notte. Qua invece l'immagine più stretta sulla bara di Papa Francesco, che è accompagnata dalla folla durante la traslazione da Santa Marta alla Basilica di San Pietro. Sul Giornale di Sicilia si va oltre ai primi di maggio, quando ci sarà il conclave, un conclave incerto. Dopo 12 anni di novità ci saranno 138 cardinali che dovranno esprimere il proprio voto. Andiamo poi a dare uno sguardo ancora a ciò che troviamo all'interno dei quotidiani per la morte di Papa Francesco. Su Repubblica Palermo danno il senso di quella che è stato il viaggio dei siciliani per arrivare fino a Roma. Fedeli, scout, volontari, la Sicilia che va a Roma per l'ultimo saluto al Papa, dall'isola esodo in pullman e treno per le esequie in Vaticano. La protezione civile invia 12 mezzi, ma i sindaci rinunciano al viaggio. E poi delle altre particolarità e anche curiosità: il monito contro i boss di Francesco e l'ira scaturita in Matteo Messina Denaro, è trasmessa attraverso quelli che ormai conosciamo bene, cioè i pizzini, il suo modo di comunicare. Era il 25 maggio del 2013, siamo sempre su Repubblica Palermo. Matteo Messina Denaro andò su tutte le furie quando sentì in televisione che la Chiesa stava beatificando Don Pino Puglisi. Preghiamo perché i mafiosi si convertano a Dio, questo aveva detto il Papa. E cosa ha risposto attraverso i pizzini Matteo Messina Denaro? Ho imparato e mi hanno insegnato che alle religioni, e quindi anche a quella cattolica, interessa lo spirito, una giustizia che non è di questa terra. La Chiesa, in quanto detentrice del potere spirituale, è sovraordinata nella cura dell'anima. Oggi invece la Chiesa si è politicizzata. Questa è l'altra curiosità che ritroviamo, come ad esempio la festa del 25 aprile, qua siamo sempre su Repubblica Palermo, nel segno di Francesco. Sarà una festa diversa, fra parentesi ricorrono gli 80 anni della liberazione dell'Italia, e marcia per la pace, cortei, corone di fiori, recital per gli 80 anni della liberazione. Il messaggio del Papa scomparso lunedì però sarà sempre al centro delle manifestazioni. Altre notizie che vi diamo invece di natura regionale e provinciale, in questo caso ad esempio sul tomo, sulla pagina iniziale di Catania della Sicilia. Rettorato, si parla di università, il 23 giugno primo round, 4 in lizza ma spunta un quinto, indette le elezioni, candidature entro il 19 di maggio. Si parla poi di Palazzo degli Elefanti, ma soprattutto di una Catania che vorrebbe candidarsi a Capitale Italiana della Cultura 2028, c'è un bando per una figura che dia un supporto strategico in questo caso. Delle notizie poi di natura, diciamo, di servizio, la tangenziale con la chiusura notturna fino al 30 di aprile per un lungo tratto di corsie di emergenza, e poi per il 25 aprile, domani si celebra la liberazione, cerimonia in piazza anche a Linguagrossa. Dalle pagine di Catania andiamo invece a Repubblica Palermo con la questione dedicata un po' ai forestali, ma anche alla situazione economica della regione. Senza rendiconto, sospesi i nuovi contratti, in bilico anche i forestali, la mancanza di approvazione dell'atto blocca le assunzioni, per cui è una corsa contro il tempo per la stabilizzazione del personale della SAS. Ancora invece sempre su Repubblica Palermo, sanità, altro tema
stringente della nostra regione non si cambia. Schifani a sorpresa conferma il manager, oggi in giunta il rinnovo dell'incarico a Iacolino, malumori nella maggioranza, scelta fatta senza un atto di interpello. E poi chiudo ancora invece con le pagine della Gazzetta del Sud per portarvi sulla diga Poma, altro tema importantissimo, quello della siccità nella nostra regione. Niente lavori, il Viminale multa la regione, nessuna attività è stata svolta malgrado 2 anni di contestazioni, scrive il Ministero. Il conto è di 50.000 euro, ma l'assessorato sbaglia 2 volte le modalità di pagamento. Sicuramente un errore non voluto. Angelo, a te. Grazie Marco. Adesso, come ogni mattina, apriamo il collegamento con la Polizia Stradale, il compartimento della Sicilia orientale. Oggi con noi da Catania c'è l'assistente capo coordinatore Salvatore Furnari. Buongiorno. Buongiorno dalla Polizia Stradale, centro operativo compartimentale Sicilia orientale. Quali sono, diciamo, le maggiori criticità e se ce ne sono criticità questa mattina? Allora, nella giornata odierna, anche grazie alla rimozione dei cantieri presenti sulla 18 e la chiusura delle scuole per il ponte del 25 aprile, il traffico risulta scorrevole, ad eccezione di qualche rallentamento sulla tangenziale di Catania in direzione Siracusa tra Paesi Etnei e Mister Bianco. Rallentamenti si registrano anche sulla strada statale 121 causa perdita di carico all'altezza di Piano Tavola, quindi abbiamo dei rallentamenti a partire da Valcorrente, sul posto personale dell'ANAS e di altre forze di polizia. Mentre per quanto riguarda le chiusure, permane la chiusura dello svincolo di Caltanissetta sulla 19 direzione Catania, limitatamente alla rampa di ingresso. Sulla 18 Modica Siracusa, in entrambi i sensi di marcia, nel tratto compreso tra Avola e Cassibile, vige il doppio senso di circolazione. In questo tratto vige il divieto per i veicoli commerciali superiori a 7,5 tonnellate. Rimanendo in tema di mezzi pesanti, ricordiamo che sarà in vigore il divieto di circolazione dalle 9 alle 22 nelle giornate festive del 25 aprile e di domenica 27 per favorire la circolazione stradale. All'uopo sono aumentati i servizi di vigilanza da parte delle nostre pattuglie per garantire il rispetto di detta normativa. Concludiamo raccomandando a tutti i conducenti, prima di mettersi in marcia, di verificare che il veicolo condotto sia in perfetta efficienza e munito dei prescritti dispositivi di equipaggiamento. Tra questi fondamentale verificare la presenza del segnale mobile di pericolo triangolo e del kit alta visibilità da utilizzare e posizionare in caso di improvvisa avaria al veicolo. Vi ringraziamo per la vostra attenzione, buon 25 aprile e buon fine settimana a tutti. Grazie, una buona giornata e buon lavoro anche a voi. Adesso andiamo a vedere qual è la situazione in tempo reale proprio sulla città di Catania, perché vi mostriamo la situazione in via Vincenzo Giuffrida, diciamo arteria importante sia in ingresso che in uscita sulla città di Catania, e il traffico sembra piuttosto scorrevole, non ci sono particolari situazioni, non c'è traffico congestionato e le auto, come vedete, hanno diciamo, davanti diciamo, un percorso piuttosto diciamo, sereno, poco trafficato. È un prefestivo da questo punto di vista. Fra poco torneremo da Marco Carli con i giornali, quelli nazionali, e chiaramente ci soffermeremo parecchio ancora una volta sulle notizie che arrivano da Roma, in particolare per quanto riguarda il pellegrinaggio che in questo momento i fedeli portano proprio alla salma al corpo di Papa Francesco. Ci dobbiamo fermare adesso, piccola sosta e poi di nuovo i quotidiani. Bentornati a Buongiorno Sicilia, andiamo da Marco Carli, stavolta i quotidiani sono quelli nazionali. Sono quelli nazionali dove chiaramente il tema fondamentale ancora è quello
relativo al pellegrinaggio dei fedeli per Papa Francesco, ma si va oltre perché si parla del 25 aprile, quello che succederà in Italia nella giornata di domani, ma anche dei funerali che saranno il 26 e di chi sarà presente al funerale del pontefice. Inoltre c'è poi, che è la seconda notizia, quella che sarebbe stata l'apertura su tutti i quotidiani non ci fosse stata la morte del Papa, sono le parole di Trump per Zelensky, una sorta di ultimatum per l'Ucraina. Ma andiamo sul Corriere della Sera per vedere innanzitutto il titolo principale: in fila per ore, l'addio al Papa. Vi dicevamo dei funerali di sabato, 170 delegazioni, Mosca invia una ministra e poi c'è stato l'omaggio di Meloni e del Parlamento. Migliaia in San Pietro per salutare il pontefice, la premier in aula, con lui non c'erano barriere, prime manovre verso il conclave. Vi dicevo poi dell'out-out di Trump a Zelensky. Cedi la Crimea o perdi? Sembra un po' il risico, ma in realtà non lo è purtroppo per i cittadini dell'Ucraina, ma ovviamente anche per la Russia. Questo è l'imperativo di Trump a Zelensky. Vedremo che cosa succederà per una guerra che va avanti da tempo. Guerra sportiva invece in campo ieri al Meazza, con il Milan che ha vinto nettamente con l'Inter, eliminandola dalla Coppa Italia, per cui sfuma il sogno triplete per i nerazzurri, che poi giocheranno ovviamente per tentare di vincere il campionato e per andare avanti ancora in Champions League. Torniamo su Papa Francesco, sulle spalle in Basilica, l'ultimo viaggio del Papa. Siamo nelle pagine interne del Corriere, ci sono tante foto proprio per far vedere quello che è stato appunto l'ultimo viaggio di Papa Francesco, ma si va oltre, come vi dicevamo, perché si pensa a quello che sarà nei prossimi giorni e soprattutto ai funerali del 26, e anche in questo caso si fanno anche la conta un po' di chi ci sarà e di chi no, da Trump alla ministra di Putin, chi sarà sabato a Roma. C'è anche appunto una mappa, siamo sempre sul Corriere, di tutto ciò che succederà dalle ore 10 di sabato. Non è prevista per ora la presenza di una delegazione cinese, mentre arriverà Angelo, l'ex premier di Taiwan, amico personale di Bergoglio, che ha incontrato per ben 6 volte. Questa è l'idea che si ha appunto di ciò che succederà e soprattutto di chi ci sarà nella cerimonia del 26. Facciamo un passo indietro virtuale e andiamo sul 25 di aprile. Che cosa succederà in Italia? Perché chiaramente sarà una festa diversa da quella che ci si era immaginati, fra parentesi 80 anni che l'Italia celebra quest'anno della liberazione. Chi critica, chi vieta e chi cancella il cortocircuito sulla liberazione. In un paese della Bergamasca, lo stop a Bella Ciao, tipico insomma canzone di sinistra. A Firenze minuto di silenzio per il Papa. A Carpi si leggerà l'enciclica, Pianoro ferma l'evento musicale e i maccheroni resistenti. Insomma, ognuno decide di sposare la causa del lutto in un modo particolare. C'è chi addirittura, Angelo, rinuncia ai maccheroni, però sono troppo festivi, diciamo, troppo festaioli i maccheroni in questa occasione. Ci permettiamo di sorridere di fronte a questo, ma chiaramente comunque è stato proclamato un periodo di lutto di 5 giorni dal governo nel Consiglio dei Ministri, quindi in qualche modo forse si stanno trovando le giuste misure per poter magari... giuste misure, esatto. Anche sui maccheroni, ci sta pure questo. Invece il conclave, questo andiamo avanti ancora con ciò che succederà dopo, dal diritto di veto alle fake news, le interferenze per eliminare candidati sgraditi. Lo iux exclusive fu abolito nel 1904 da Papa Pio X per evitare ingerenze esterne, ma oggi diffondere sospetti è più semplice. Di Bergoglio si diceva fosse inadatto perché senza un polmone. Pensiamo come si può chiaramente in epoca social cambiare le carte in tavola, fra virgolette, diffondere delle fake news
particolari, però chiaramente... Alla fine poi insomma i cardinali si riuniranno, saranno chiusi nel conclave. E da lì uscirà il nome del nuovo Papa. Vi faccio vedere altre prime pagine, perché alcune sono legate proprio al rapporto che noi sappiamo esserci stato ed essere così tanto forte fra Papa Francesco e la gente. Per esempio, appunto, la Repubblica l'abbiamo già vista, Francesco torna tra la gente, ma non solo su Repubblica. Abbiamo anche Avvenire che titola Giorno e notte, perché lo ricordiamo, questa processione, questa lunga processione che è ben visibile. Guarda in Marco, questa se tu sei d'accordo, no? Hai visto la processione, benissimo. Facciamola vedere, chiedo alla regia. Vedere. Di magari aprirci di nuovo le immagini sulla processione. Eccolo qui, vediamo l'immagine. In questo momento è bloccata l'immagine, credo. Vediamo un attimo di poterla magari fare ripartire, però insomma questo è quello che succede già adesso. In questo momento di buon mattino. Esatto, ecco, fra un po' la rivedremo, però insomma è un costante afflusso, un continuo afflusso di persone. Insomma, si calcola che solo per la giornata di domani oltre 200.000 persone parteciperanno per l'appunto ai funerali. Stiamo vedendo le immagini dal vivo. Subito folla, proprio a San Pietro leggiamo e vediamo in questo caso vediamo su Vatican Media, attraverso le immagini di Vatican Media, e leggiamo sull'Avvenire, subito folla a San Pietro per l'ultimo saluto a Francesco, basilica aperta oltre l'orario fissato, l'abbiamo ricordato, in coda credenti e non, messaggi dal mondo e ricordo alle camere, per cui questo è quello che è successo. Ma c'è qualcuno che poi va a dare altri titoli che non si legano solo alla folla che giustamente partecipa a questo lutto, ma ne fa anche una notazione politica, in parte internazionale ma soprattutto nazionale. Per cui, ad esempio, sulla Stampa il titolo di apertura è questo: lite sulle spoglie di Francesco, e si parla ovviamente di Trump, che forse è un po' geloso perché negli ultimi 2 mesi si è parlato solo di lui, e Trump attacca Zelensky alla vigilia del funerale del pontefice, è un incendiario, dice di Zelensky. Intanto Schlein e Conte, Meloni basta ipocrisie, questo è l'aspetto più nazionale, ci torneremo, ma la lite sulle spoglie di Francesco resta e stona nettamente rispetto a quello che il mondo invece vorrebbe vedere, che sono le immagini, e sentire, che sono le immagini che abbiamo visto prima. Ma vi dicevo, diventa, dopo la morte di Francesco, di Papa Francesco, è scatenata una guerra anche nazionale a livello politico. Era un pacifista, qua siamo sul dubbio, no, era un pro-life, e rissa pure su Bergoglio. Anche questo l'avremmo volentieri evitata. La commemorazione alla Camera diventa l'ennesima occasione per strumentalizzare l'eredità del Papa. Ci si ritorna su altri giornali, ad esempio sul giornale La Sinistra leggiamo: la sinistra ruola il Papa partigiano, celebrazioni ipocrite del governo, Schlein e Conte sfruttano il lutto per attaccare Meloni in vista del 25 aprile. Domani in piazza sarà allarme per i centri sociali, già 20.000 fedeli per l'estremo saluto. E poi i cardinali rinviano la decisione su Becciu. Ma c'è anche chi fa un altro tipo di conti. Siamo in Italia e allora, caro Angelo, la casta salta la fila. Questo è il titolo del Fatto Quotidiano. Deputati e senatori visitano la salma di Francesco senza code. La casta salta la fila per il Papa anticasta, è giusto ricordarlo. Chi approfitta e chi no, corsia preferenziale per parlamentari e famiglie, rinunciano solo i 5 Stelle. Ci teniamo gli ultimi secondi per 2 curiosità. Vi facciamo vedere su Il Tempo. Ecco qua, ci mancava sta papessa con la foto di Schlein con ne ho visto un altro titolo simile. Esattamente, infatti noi per par condicio li facciamo vedere tutti e 2. Lezione di cristianesimo della Schlein alla Camera, la leader Dem si scaglia contro il governo, nessun applauso, per fortuna il giorno della liberazione torna l'alleato Trump. Ma poi invece identico titolo ma con una foto diversa lo troviamo invece su Riformista. Ecco qua, la papessa.
questa volta con Giorgia Meloni. I leader della terra, i funerali di Francesco, raccogliere i frutti sarà Meloni, tutti vogliono incontrare Giorgia, Roma sarà davvero caput mundi, in questo caso anche per la politica. Insomma, il gioco delle parti anche sui quotidiani lo abbiamo visto. Grazie Marco, torniamo da te più avanti nella nostra mattinata. Adesso ci sono le previsioni meteo e poi il primo degli ospiti di questa mattina parleremo di Militello in Val di Catania, che è stato eletto, insomma, Borgo dei Borghi del 2025. Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Tempo in miglioramento a nord-ovest per la giornata di giovedì, tempo ancora instabile invece sul Triveneto e anche su gran parte del centro-sud. Diamo uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa in Sicilia, qualche rovescio da segnalare sui settori settentrionali, meglio invece altrove, ventilazione che soffierà sostenuta con mari anche fino a Mossi. Contesto climatico nel complesso mite con massime superiori ai 20 gradi. Per quanto riguarda poi la giornata di venerdì, dando uno sguardo appunto alla situazione attesa in Sicilia, non mancheranno ampie schiarite, spazi soleggiati nel corso del giorno, da segnalare solo il transito di innocue velature. Venti deboli a tratti moderati con mari calmi o poco mossi, il tutto in un contesto climatico piacevole con valori massimi per lo più stabili che raggiungeranno i 22 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è il sito e l'app di Trebi Meteo. Ma quando cucini tu con me, Desiree, l'assaggio è l'immenso per me. Tutti i giorni su Antenna Sicilia. Eccoci di nuovo in studio, come annunciato. Adesso parliamo di Militello in Val di Catania, che ha ottenuto questo prestigioso traguardo. Non è nuova Militello a risultati di questo genere. Buongiorno intanto a Giovanni Burtone, che è anche sindaco di Militello in Val di Catania, oltre che essere componente della commissione regionale antimafia. Buongiorno, intanto questa mattina un bel risultato. Straordinario. Per noi inaspettato, devo dire. Abbiamo fatto una battaglia motivata, la chiamo battaglia proprio, dire che ci sono stati ragazze e ragazzi che hanno preparato video, messaggi e poi le tantissime telefonate. È stata un'azione comune di tutta la città. Non è stata una vittoria, diciamo, semplice perché? Perché c'era tanta concorrenza sul tavolo, perché 20 i candidati a Borgo dei Borghi 2025 e alla fine Militello l'ha spuntata su altri bellissimi borghi d'Italia. Sì, non era semplice. Noi abbiamo rappresentato la Sicilia è tutta bella. Militello è stata all'altezza della sfida perché ha questo patrimonio storico, architettonico, culturale di grande valore e poi anche stavo vedendo delle immagini delle del momento bellezze della festa, ambientali, sì. C'è stato tifo da stadio. Era la sera di Pasqua, fra le altre cose. La sera di Pasqua, noi quando hanno dato l'indicazione del secondo posto non abbiamo contenuto più la gioia perché ormai si era capito, non ce l'aspettavamo, devo dire, perché come è stato detto i concorrenti erano molto ben attrezzati, avevano delle caratteristiche anche di presentazione del proprio patrimonio assolutamente di valore, e quindi noi abbiamo fatto una battaglia che ha visto però la mobilitazione anche di quelli che non vivono a Militello, non soltanto gli amici, ma soprattutto i nostri concittadini e le nostre concittadine che hanno lasciato la nostra comunità per motivi di lavoro, di studio e che vivono fuori e che si sono sentiti tutti mobilitati. Io ho ricevuto telefonate continuamente, i gruppi che sono organizzati negli Stati Uniti, in Australia, nella Svizzera, nella Germania, hanno tutti lavorato per non sottovalutare anche l'appello che ha fatto Pippo Baudo, che rivolgendosi alla
comunità ha ringraziato per quello che avevamo fatto, ma soprattutto ha chiesto il voto e Pippo è un personaggio di rilievo internazionale, quindi il suo appello ha il suo peso. Ma che cosa secondo lei ha fatto pendere poi alla fine l'ago della bilancia per Militello? Ma io credo la mobilitazione che abbiamo realizzato non è stata una mobilitazione qualsiasi, veramente noi abbiamo toccato tutte le città, da Udine a Pantelleria, non c'era un luogo in cui non si votasse Militello. Una cosa straordinaria, hanno votato Militello anche persone che abitano ad Agnone, che era un comune che partecipava, i comuni della costa amalfitana avevano una rappresentanza importantissima, eppure alcune comunità hanno visto una mobilitazione di amici miei personali che hanno realizzato una presenza significativa. Militello è molto apprezzata, è conosciuta. Anche gli stessi messaggi che sono stati dati dalle reti nazionali in alcuni momenti, quando parlavamo di Pippo ne ha parlato a livello nazionale e ha indicato questa sua appartenenza alla comunità di Militello, quindi la curiosità di tanti di vedere, e io devo dire che il nostro è un comune veramente che ha un'ampia diffusione come percezione da parte dei cittadini, come un luogo che presenta caratteristiche importanti. Essere patrimonio dell'UNESCO non è un fatto comune, ricordiamolo, è il Val di Noto, e il Val di Noto oggi nell'Italia, nel mondo della cultura, è un riferimento certo. Le volevo chiedere una sua riflessione su un dato. 12 sono le edizioni del Borgo dei Borghi. Per la quinta volta vince un borgo siciliano. Questo ha un valore, direi, importante. Diciamo che le caratteristiche sono due. Una prima, abbiamo delle risorse, delle caratteristiche architettoniche, culturali, ambientali di straordinario valore, ma tutta la Sicilia, quindi io non mi meraviglio, Montalbano, Alicona, tanti altri comuni, Ganci, prima Sambuca di Sicilia, Pedreria Soprana. Ma anche a Siracusa c'è stata la presenza del comune che in questo momento non mi sovviene, comunque è un comune importantissimo che è stato secondo e che... Ora, questo è il primo dato. L'altro dato è che c'è una mobilitazione, noi sentiamo la battaglia, la sentiamo, cioè, per noi partecipare non significa un senso di appartenenza, cogliamo le sfide e le portiamo avanti, e io credo che questo sia stato molto importante. Dicevamo del fascino di alcuni luoghi simbolo anche di Militello. Palazzo Lagrede era il comune, quando parlavo della provincia di Siracusa, che è un sindaco tra l'altro molto bravo, Salvatore Gallo. Senta, io le volevo chiedere, secondo classificato è un borgo del Piemonte, mentre il terzo classificato nel Lazio. Ha avuto modo di sentire... mi ha telefonato il sindaco del comune che si è classificato secondo, tanto era veramente cordiale e molto contento di sentirmi. Abbiamo concordato che quando festeggeremo a Militello lui sarà presente. Io inviterò anche il rappresentante del comune che è arrivato terzo, il sindaco. Sarà un momento di gioia collettiva di tutti quelli che abbiamo partecipato, perché è stata una sfida sportiva. Abbiamo affrontato questa competizione tutti con impegno, con generosità, senza un minimo di polemiche, quindi abbiamo fatto ognuno la nostra parte, rispettando l'altro. Noi non ci permettiamo di dire, guarda, se qualcuno ci ha detto, guarda, io sono mobilitato perché il mio comune è molto vicino a questo sindaco oppure a questa realtà, io ho rapporti. Abbiamo rispettato tutte le indicazioni che sono venute. Certo, è stata una campagna veramente di grande impegno. Io la rivendico, abbiamo dedicato
questo successo ai nostri antenati, ai nostri genitori, che ci hanno donato questa bellezza straordinaria rappresentata dal nostro paese. Ce l'hanno donata loro, sono stati bravi. Nel Medioevo, Principe Branciforte, la famiglia Barresi, Donna Giovanna d'Austria hanno creato un patrimonio inestimabile. L'abbiamo dedicata ai nostri concittadini che vivono fuori e che hanno fatto un lavoro anche loro generoso, e infine alle future generazioni, ai più piccole, alle bambine e ai bambini che rappresentano il nostro futuro. Noi non abbiamo l'ambizione di essere un museo a cielo aperto, noi vogliamo essere una comunità in cui si viva, e quindi la rivendicazione che il sindaco porta avanti è non solo un protagonismo in questo settore, la valorizzazione del nostro patrimonio, ma è quello che i servizi debbono essere mantenuti e migliorati, a partire dalla scuola, la tutela della salute, e quindi il nostro ospedale non va toccato, va potenziato, perché qualcuno al solito ha gli ospedali in periferia, il territorio deve essere valorizzato, lo ha dimostrato il Covid, quindi su questo noi non transigiamo, dobbiamo rilanciare i settori produttivi. Noi abbiamo un'ottima produzione di fico d'India, la trasformazione a mostarda, ma anche attività piccole e medie imprese che hanno anche avanguardie nazionali, che lavorano con commesse importanti, ma anche le infrastrutture. Io mi sono battuto nei mesi scorsi per riaprire uno svincolo che collega la Catania Gela direttamente con Militello. È stato un passo avanti notevole. Era stato chiuso per 2 anni e mezzo, dovevano fare lavori, poi si era pensato è completato, ma perché non aprono? Perché non aprono? È passato più di 1 anno, che sono andato all'ANAS, ho detto no, ancora dobbiamo completare, c'è un contenzioso, ho detto o voi partite, sappiate che domani io intervengo in aula e ogni settimana interverrò. Appena hanno visto che c'era il terzo intervento su questo argomento, una settimana dopo l'altra, sempre di critica costruttiva, dicendo che si sono messi di buona lena, e nel giro di 45 giorni ci hanno consegnato lo svincolo, che rappresenta tantissimo. Quando c'è la volontà le cose si possono allora... No, si deve lavorare giorno dopo giorno. L'amministrazione dice questo, un sindaco non può dire vedremo. Il sindaco deve dire che cosa c'è, chiama il tecnico, vede come si può affrontare, lo deve portare avanti e risolvere possibilmente il problema. Burtone, quando festeggerete? Allora, io ho sentito i rappresentanti della RAI, non li avevo mai sentiti. Mi hanno chiamato loro dopo che abbiamo vinto. Mi hanno detto che in genere loro mandano questa targa, soprattutto a sud, la Sicilia l'hanno mandata. Dice, se voi volete possiamo anche venire a consegnare. No, ho detto no, dovete venire a consegnare. Per noi è un fatto di riconoscenza, ma anche di cordialità. Noi dobbiamo stabilire buoni rapporti con chi opera nella comunicazione, ma fare il nostro dovere. E quindi loro verranno, ci hanno detto che la stanno preparando, la prepareranno, quindi verosimilmente noi festeggeremo a giugno, prepareremo una cosa che sia all'altezza, invitando anche gli altri comuni, tanto della nostra realtà, le istituzioni, inviteremo chi è arrivato secondo, terzo, in modo da avere una possibilità di rafforzare rapporti cordiali, e devo dire che sarà un momento veramente di gioia. Noi abbiamo avuto il risultato domenica notte, lunedì poi c'è stata, volevamo già fare un primo momento di allegria in paese e ci siamo fermati perché c'è stata la notizia della morte del Santo Padre, e quindi però questo appuntamento dei festeggiamenti è un appuntamento sentito e deve essere anche un momento per trasmettere un messaggio. Noi non abbiamo raggiunto un traguardo e basta, abbiamo ottenuto un risultato importantissimo, però si parte per potenziare anche la recettività del nostro comune. Questo è importante perché sappiamo che negli altri borghi c'è stata una presenza significativa, soprattutto subito dopo la notizia, la curiosità di andare a vedere il Borgo dei Borghi, il borgo più bello d'Italia. Già c'è questa curiosità e io lo vedo, in questi giorni sono venuti in tanti e pensiamo che il 25 verranno tantissimi visitatori. Abbiamo questa bellissima perla naturalistica
Oxana, che è veramente le cascate, che sono ormai meta preferita di tanti escursionisti che amano la natura. Io ho chiesto alla Regione di metterla sotto tutela e quindi di farne una riserva orientata. Potenzieremo anche questo aspetto. Dobbiamo fare molto le istituzioni, il sindaco, ma debbono fare molto anche i cittadini. Io devo dire che ho percepito anche questo segnale da parte della mia comunità di cittadini, di donne e uomini che hanno capito che è una grande opportunità per noi e per le future generazioni. Grazie al sindaco di Militello in Val di Catania, Giovanni Burtone, lo ricordiamo anche componente della commissione regionale antimafia. In bocca al lupo. Grazie. A giugno racconteremo anche questa festa. Noi ci fermiamo pochi minuti e poi volteremo pagina, tema certamente diciamo più serio, fra virgolette, nel senso che da una festa insomma, per un riconoscimento per un borgo, al fatto che probabilmente si deve fare qualcosa di più per l'emergenza abitativa nella nostra regione e poi a Catania in particolare. A fra pochissimo. Eccoci, siamo di nuovo insieme. Allora, altri ospiti stamattina con noi in studio. Accanto a me c'è Giusy Milazzo, buongiorno. Buongiorno. Che è la segretaria regionale del Sunia. E poi accanto ancora abbiamo Rosaria Leonardi, che è la segretaria confederale della CGIL Catania. Bene, adesso cerchiamo di partiamo dall'emergenza abitativa per poi sviluppare altri temi, perché i temi sono tanti. Certo, il tempo è quello che è pochino, però cerchiamo di cominciare con l'emergenza abitativa, perché Catania vive questa emergenza. Sì, che si aggrava purtroppo, perché il problema è questo. Noi più di una volta abbiamo dato i dati delle famiglie in attesa della casa popolare. Sono sempre dati parziali, perché l'emergenza abitativa non è solo questa, però basterebbe pensare che in graduatoria ci sono circa 6.000 famiglie. Ci saremmo aspettati, avremmo voluto che con i fondi europei, PNRR, POM Metro Plus e anche i fondi della FUA, ci fosse un'attenzione al tema abitativo, perché noi siamo convinti che bisogna aumentare l'offerta di edilizia pubblica e sociale, in maniera tale che i canoni di affitto, di assegnazione siano adeguati ai redditi delle famiglie che a Catania, in Sicilia, ma a Catania sono redditi bassi, anche i redditi da lavoro, che non stiamo parlando dei senza tetto, su cui potremmo aprire un capitolo a parte, anzi l'abbiamo già aperto, però va bene. Quindi PNRR, POM Metro Plus, c'è qualche idea? Purtroppo no, perché abbiamo fatto, insomma, solo per una questione di precisione, abbiamo fatto un lavoro di analisi attentissima e sull'intero plafond dei fondi disponibili, che ammonta a circa 560 milioni, ma mettiamo tutto, i fondi per l'edilizia abitativa sono meno di 15 milioni. Allora cerchiamo di capire che cosa succede. Parliamo con Rosaria Leonardi, perché se ci sono queste risorse, poi alla fine soltanto 15 milioni, che sono praticamente pochissimo, vengono destinati a questo tipo di obiettivi? Allora, da una parte c'è da dire che alcune misure sono già state stabilite a monte. Da chi? Dal governo regionale e da quello nazionale? Dalle regole che governano questo tipo di fondi. Noi ci siamo più che altro rivolti, perché l'emergenza abitativa è uno di questi aspetti, alla questione del disagio sociale, quindi a quelli che potevano essere i finanziamenti rivolti alla persona, alle famiglie, ma anche ai soggetti più fragili, e ne abbiamo tanti. Rispetto a questi servizi abbiamo notato che quasi la maggior parte degli interventi che sono legati ad interventi abitativi comunque sono bloccati, sono interventi abitativi che poi servono per la fruizione dei servizi e che hanno dei ritardi notevoli, quindi abbiamo legato la questione dell'emergenza abitativa rispetto agli alloggi a disposizione, ma anche con una emergenza della
realizzazione di immobili che sono invece legati ai servizi alla persona. E noi abbiamo voluto lanciare questo allarme perché purtroppo questi fondi hanno una scadenza che è abbastanza breve. Parliamo prima di tutto dei fondi del PNRR, dove che ci sarà una prima scadenza a marzo 2026, giugno, dicembre, insomma la prima comunque è marzo 2026, ed è stato un allarme già lanciato all'interno del coordinamento del monitoraggio di questi fondi che è stato fatto in prefettura. Ma esistono dei piani di intervento, nel senso che c'è un cronoprogramma, oppure questo cronoprogramma non è stato rispettato o non è mai stato fatto? Questo è quello che vi chiedo io, per essere, diciamo, così diretti. Fammi dire solo una cosa, sull'emergenza abitativa o sulla, diciamo, disagio, perché probabilmente forse è più corretto non parlare di emergenza, perché ormai è un fatto strutturale. Su questa storia dell'aumento dell'offerta non c'è nessuna programmazione, perché è vero che alcuni progetti, alcune destinazioni dei fondi sono decise a monte, per esempio il PNRR aveva già, diciamo, fissato delle linee guida. Sì, ma l'housing o il disagio o l'intervento sul disagio sociale, per questo il tema abitativo si lega al disagio sociale nel suo complesso, è presente in tutte le misure. Allora noi pensiamo, abbiamo tanti fondi per la rigenerazione e abbiamo tanti immobili che potrebbero essere disponibili. Per essere rigenerati, diciamo così. Anche a fini abitativi e anche per le esigenze sociali di cui parlava prima Rosaria. Bene, perché non coniughiamo i due elementi e ci poniamo il problema? Come farlo, con che risorse, quante allora io dico, ma è un problema burocratico? Cioè la burocrazia è troppo lenta, non riusciamo a essere veloci, snelli? Per quello che è la nostra percezione anche rispetto alle interlocuzioni che ci sono state con le amministrazioni, con i vari distretti sociosanitari, c'è un problema anche di reperimento di immobili, perché non è facile. Molti immobili, per esempio, noi abbiamo più volte portato avanti l'utilizzo di grosse strutture come gli ospedali abbandonati, un esempio è il Vittorio Emanuele, l'altro il Ferrarotto, ma in realtà questi ospedali poi dipendono dalla regione, la regione non rilascia l'autorizzazione a poterli utilizzare, quindi c'è un problema di ingessatura un po' da parte. Perché questo non lo sappiamo. Allora, innanzitutto, da una parte c'è questo ed è una cosa che bisognerebbe capire con un'interlocuzione appunto con l'istituzionale, ma dall'altro abbiamo diversi immobili che non sono utilizzati, che potrebbero essere utilizzati e non viene autorizzata la concessione neanche in comodato d'uso, quindi c'è sicuramente un problema di reperimento. Gli immobili che sono stati invece individuati, ecco, l'altro problema che noi poniamo come questione sempre legata soprattutto ai tempi brevi, ma anche al fatto che sono collegati alla fruizione dei servizi alla persona, è la questione che alcuni immobili che sono stati già individuati, per esempio per l'autonomia dei disabili, l'autonomia degli anziani, le opere non sono partite e quindi è anche un problema burocratico, sicuramente ci saranno dei problemi burocratici. E poi, rispetto anche alla domanda che lei poneva prima, sicuramente non c'è una programmazione, un'idea di come utilizzare il patrimonio pubblico, cosa che abbiamo chiesto più volte, CGIL, Sunia, cioè di avere un censimento del patrimonio pubblico e di capire come questi immobili possano essere utilizzati, ma anche per la rigenerazione della città, perché camminando in città in moltissime zone troviamo edifici abbandonati, diroccati, vandalizzati, e questo credo che in un momento in cui in questa città arrivano dei finanziamenti importantissimi sia davvero una grossa contraddizione che dobbiamo cercare di recuperare. Volevo affrontare un ultimo tema perché il tempo ormai praticamente è volato, quello degli sfratti, anche quello è un tema in qualche modo legato a questa situazione. Ovviamente sì, certo è legato.
Sì, appunto, perché mancano gli alloggi sostenibili, abbiamo tanti immobili da poter utilizzare per finalità sociali e l'abitare, diciamo, per le famiglie è una di queste. Le famiglie con i redditi bassi non riescono più a sopportare canoni che aumentano e aumentano perché non c'è un progetto, una programmazione sull'abitare. In che senso? La città e gli immobili, per tutta una serie di motivi, i proprietari e le proprietarie scelgono di affittare e utilizzare i propri immobili spesso per le locazioni turistiche, che è una concausa del problema abitativo. Tutto questo significa che in mancanza di un'offerta di case pubbliche e sociali, quindi a basso canone, è chiaro che i prezzi si alzano delle poche case che si. Una ricerca nazionale del SUNIA nazionale fatta nelle aree metropolitane ha messo in luce che su 3.000 a Catania, nelle aree metropolitane di Catania, a fronte di 350 annunzi per affitti a lungo termine, ce ne sono 3.500 per affitti turistici. Questo che significa? Che le famiglie con i redditi, e l'Istat ce lo dice, non bassi, hanno la possibilità di accesso a questi affitti. E tra l'altro è stato eliminato dal governo Meloni e dal governo regionale, non è stato mai preventivato il contributo affitto. Allora, i tanti immobili li vogliamo utilizzare. Dico semplicemente una cosa: a Messina è stato fatto un accordo sui beni del demanio, col demanio e la regione, il comune, per l'utilizzo dei beni demaniali a fini abitativi, oltre che sociali. È una sorta di appello, un input che viene lanciato. Grazie allora a Giusy Mirazzo, che è la segretaria regionale del SUNIA, grazie anche a Rosaria Leonardi, che invece è la segretaria confederale della CGIL. Ci dobbiamo fermare, che vedo già pronto il prossimo collegamento, corriamo la mattina. Grazie per essere stati con noi questa mattina. Fra poco parleremo invece di un'idea, quello di un orto per la comunità a Sant'Agata Libattiati. Siamo nell'Interland di Catania. Tutto questo fra pochissimo. Bentornati a Buongiorno Sicilia. Prima di andare a collegarci con Edoardo Sergio, suo ospite a Sant'Agata Libattiati, un aggiornamento dalle agenzie. Beni per 1.300.000 euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a Giuseppe Scarvaglieri e a Salvatore Calcagno, ritenuti elementi di spicco del clan Scalisi, articolazione territoriale di Adrano della cosca mafiosa dei Laudani. Il provvedimento è stato emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale su richiesta della Procura di Catania. E adesso, come anticipato, andiamo a Sant'Agata Libattiati con il nostro Edoardo Sergi. Con lui c'è anche il sindaco di Sant'Agata Libattiati, Marco Rubino. Buongiorno e bentrovati. Buongiorno a te Angelo. Sì, siamo a Battiati e siamo in una zona speciale, sindaco, perché questi sono diventati degli orti urbani, quindi qui la gente potrà venire e coltivare un po' quello che vuole. Noi ci chiediamo subito al sindaco da dove nasce questa idea di dare questi spazi ai cittadini. Innanzitutto di rendere e dare decoro ai cittadini. Buongiorno, perché ho dimenticato di salutare il direttore. Ciao, ti auguro una buona giornata. Questo è uno spazio per darlo ai cittadini. Era uno spazio morto, lasciato abbandonato, ricevuto da chi ha costruito come oneri di urbanizzazione, e abbiamo realizzato 16 microluoghi, che sono 16 lotti di terreno da 35 metri quadrati circa ciascuno, dove le famiglie, gli anziani, le associazioni potranno così coltivarsi quell'orticello piccolino. In questi giorni stiamo ricevendo le domande, perché scadranno entro il 30, domande gratuite ovviamente, il terreno viene concesso gratuitamente e daremo anche l'acqua in ogni singolo lotto gratuitamente. Ecco, è qualcosa dove la comunità viene incontro, il comune va incontro alla comunità, ed è bello perché è un luogo e sarà un luogo meraviglioso, in quanto adesso sono molti i cittadini che stanno venendo. Ormai abbiamo pure raggiunto il numero limite delle 16 domande e ci vengono a dire: sindaco, daccelo perché tra poco non potremo più seminare il fagiolino, i piselli o i pomodori. Ecco, sono dei luoghi Chiedo scusa Rubino, ma perché si possa fare questa richiesta servono dei requisiti in particolare? Come si fa ad accedere a quello che potrebbe essere un vero e proprio privilegio praticamente?
Grazie per il privilegio, è bello perché comunque sono delle domande dove c'è uno dei requisiti è l'età, un altro sarebbe l'ISEE e poi se si è soli, se si è vedovi, perché dobbiamo anche combattere quella che è la solitudine di molti anziani che possono trasferire qua relazioni, sapere, possono trasferire quelli che sono i loro momenti di saggezza. Questi sono i requisiti, più che altro essere soli, essere anziani ed avere così l'opportunità di avere un pezzo di terreno. Già siamo a 15 domande su 16, ma ancora mancano 5 giorni per la consegna di tutti i moduli e poi vedremo come poter fare una graduatoria al meglio, ecco, per cercare di accontentare tutti, ma lo scopo è anche quello di trovare altri luoghi dove poter realizzare, perché ha avuto un successo quest'idea meravigliosa, grandissima. Facciamoli vedere questi lotti, perché qua siamo su questo vialetto che poi ogni lotto, diciamo, ha un proprio rubinetto che adesso qua vediamo e Angelo, magari forse dalla telecamera non rende, però effettivamente è molto grande. Qua già c'è l'acqua, quindi è tutto pronto, noi lo stiamo vedendo. Ognuno potrà, diciamo, coltivare quelli che sono i frutti della stagione, soprattutto ora le chiedevano appunto i pomodori per l'estate e tante altre cose. Però sindaco, questo può essere anche un'idea da, diciamo, esportare a altri comuni dell'Interland catanese, perché non tutti lo fanno, anzi probabilmente nessuno nasce da lei questa idea. Sono luoghi dove la gente può stare. Un sindaco, la politica ha il dovere della scelta e scegliere di realizzare, di migliorare quello che sono i luoghi del territorio è una scelta importante da fare per venire incontro alla gente, per stare insieme alla gente. Io qui nelle piazze passo parecchio del mio tempo pomeridiano con i miei concittadini, con quelli più anziani, con i ragazzi, con i giovani delle varie strutture, soprattutto al Palasport, e il dialogo tra cittadini e amministrazione è importante perché la gente ha bisogno di parlare, di stare insieme, di condividere azioni positive, perché siamo troppo presi dalla negatività, troppo presi anche dalla, lasciatemi dire, dalla cattiveria nel criticare la qualsiasi. Abbiamo bisogno di momenti più di relax, di momenti in cui il dialogo la prende su tutto, il dialogo pulito, sano, piacevole, da confronto. Ora, diciamo, è una zona riqualificata, c'è anche il parco alle nostre spalle. Quale sarà la roadmap? Il 30 si possono presentare le domande e poi quando verrà inaugurato questo splendido luogo? Noi pensiamo entro il 10 per Sant'Alfio, ecco, è una data perché Sant'Alfio dà il segno, diciamo, secondo i detti antichi, a quello che è l'estate quasi. E allora di conseguenza pensiamo entro il 10 di maggio di consegnarli, ma qualche giorno prima. Vi chiameremo e daremo a ognuno di loro, regaleremo una zappa e un sacchetto di concime. Ecco, è un simbolo ovviamente. E poi lì alla fine, dove adesso se ci spostiamo, stiamo realizzando degli armadi diciamo per contenere quelli che sono gli attrezzi da lavoro e anche delle compostiere. Le compostiere sono importanti per poter far comprendere quanto sia importante tutto ciò che viene fuori dalla terra, che può ritornare ad essere per mezzo, trasformandosi in concime, può trasformarsi in nuova vita. Rubino, e la compostiera è anche un'educazione civica. Rubino, sì. Le chiedo scusa, so che avete in mente anche non solo questa fase degli orti, ma c'è una fase successiva, cioè nei mesi freddi, dei laboratori in modo tale che questi prodotti che vengono prodotti dalla terra poi possono essere trasformati in conserve. Ecco, questo lo faremo con l'associazionismo, il direttore è informato. Questo con l'associazionismo stiamo realizzando che chi produce di più melanzane, ad esempio, o pomodori da essiccare al sole, il classico pomodoro secco tanto utilizzato nei altri, messo come conserva sott'olio, da poterlo realizzare e poi da donare senza creare nessuna vendita. Il piacere di condividere, tu fai le melanzane, io faccio i pomodori, e con l'associazionismo darli durante la festa del Santo Natale, durante quelle piccole, chiamiamoli mercatini rionali, mercatini della domenica, di poterli dare alla comunità, ai cittadini. Sono bei momenti di scambio, ecco, mettere in relazione la gente, questo secondo me è l'azione più bella che ne può nascere da un piccolo lotto di terreno di appena 35 metri quadrati che possa fare mettere in relazione le persone. E ci sono anche altre iniziative, ci diceva che il Comune di Battiati sta portando avanti. Eh sì, iniziative importanti che non voglio spoilerare, la comunità energetica sarà la più grande, speriamo di poter realizzare la comunità energetica non solo più importante ma anche dal punto di vista economico, perché saremo il primo comune in Italia che restituirà soldi ai propri cittadini ed è qualcosa, ma qui abbiamo bisogno di parecchio tempo per poterlo spiegare. È una bella sfida, ne parleremo più
Angelo Battiati avanti. è un comune vivo, esatto. Va bene. È un comune Grazie attivo, allora. un comune vivo e luoghi del genere fanno bene. Grazie a Edoardo Sergi, grazie anche a Marco Rubino, sindaco di Sant'Agata Li Battiati. Parleremo di questa idea della restituzione dei soldi con l'energia ai cittadini. Magari ce la verrà a illustrare direttamente qui in studio. Ci fermiamo qui, grazie, una buona giornata. Fra poco, vedo già Marco Amato, parleremo delle stelle con lui, ma intanto sono le pillole di Almanacco. La giornata mondiale contro la meningite è stata istituita per aumentare la consapevolezza su una malattia che può avere conseguenze devastanti. È un giorno per diffondere informazioni vitali sulla prevenzione, sui sintomi e sul trattamento della meningite, ricordando che la vaccinazione gioca un ruolo chiave nella lotta contro questa malattia. Ma sapevate che la Terra viene definita pianeta azzurro? La motivazione risiede nel fatto che è ricoperta per il 71% della superficie da oceani. Per il momento si tratta dell'unico luogo in tutto l'universo che si conosca ad ospitare esseri viventi. La Terra è avvolta da un campo magnetico creato dal nucleo di ferro rotante del pianeta, che offre uno schermo protettivo deviando le particelle ad altissima energia provenienti dal Sole e dalle supernove della galassia. Già annunciato, lo vedo già, e allora buongiorno a Marco Amato. Buongiorno Angelo e buongiorno Sicilia. Oggi rapidamente vi propongo una visione delle stelle di stampo comunicativo. Vi volevo infatti parlare del signor Fabio Rizzo, in arte Marrakesh, ovvero un rapper italiano a cui l'Università di Messina aveva pensato, secondo il professore di linguistica, di conferire la laurea honoris causa. Questo purtroppo però non accadrà, proprio perché l'Università di Messina, analizzando bene i testi, si rende conto che magari qualche frase poteva essere un po' sessista e quindi viene meno questa condizione di serenità per poter conferire il titolo. Ma Marrakesh, per aver, come dire, attirato l'attenzione così tanto sulla sua comunicativa, che segno è? Proprio il segno della comunicazione, del giornalismo, di tutto quello che è la trasmissività comunicativa tra gli esseri umani, ovvero i gemelli. Ebbene sì, il segno di Castoro e Polluce è proprio il segno della comunicazione. Non stupisce quindi che da un punto di vista astrologico proprio un gemelli possa essere investito di tali onorificenze. In bocca al lupo quindi al signor Marrakesh per i suoi futuri e prosperi riconoscimenti in virtù dei suoi testi. Oggi una luna in pesci incanta un po' tutti, proprio perché si congiungerà a Saturno, ma anche strizzerà l'occhio a Nettuno saltando in Ariete. Cosa succede nello zodiaco? Un Ariete emotivo, sensibile, assolutamente ricettivo a tutta una serie di cambiamenti importanti che stanno avvenendo nel suo cuore. Il Toro invece rinsalda delle certezze che sono a quanto mai utili. Un Toro più forte, più sicuro nonostante i contrasti di Marte, ma è un periodo migliore. Gemelli, segno della comunicazione appunto. Questa luna è un po' urticante oggi, proprio perché in pesce in quadratura, quindi oggi non siate così sensibili alle critiche altrui. Del resto in serata la serata diventa molto più divertente. Cancro, e la luna oggi il vostro astro che dà spettacolo, per cui in pesci fortissima riesce comunque a trasmettervi una buona comunicazione, ma soprattutto la protezione affettiva che volete stendere su qualcuno che amate. Leone, una luna troppo distante da voi per farvi decidere col cuore. Oggi sarete un pochino più duri e razionali del solito. Vergine, luna d'opposizione per voi, per cui cala un po' l'umore, cala un po' il tono, ma recupererete in serata. Bilancia, oggi la bilancia deve correre un po' contro il tempo per riuscire a sistemare delle cose di ordine pratico e probabilmente alla fine si rilasserà serena, proprio come tutti i segni d'aria fanno quando raggiungono uno scopo. Scorpione, per voi Scorpione è una luna di trigono,
buono, molto intensa, che parla di amore e passione, godetevela. Sagittario, luna di quadratura per voi un po' distante, oggi non è il caso di discutere col partner. Capricorno, per voi è molto bello questa configurazione proprio perché potrebbe farvi proporre delle cose un po' compromettenti. Un Capricorno che ha voglia di innamorarsi e di dichiarare i suoi sentimenti. Acquario, una luna di seconda casa, oggi dovete aggiustare le cose in ordine pratico e un po' chiarirvi su alcuni rapporti. Badate all'economia, è un momento in cui bisogna tenere gli occhi aperti. Pesci, per ultimo, la luna trionfa nei vostri gradi e oggi vi rende sensibili, ricettivi e circolari. Oggi volete abbracciare proprio tutti e ordinare le cose in una maniera sensata. Detto questo, auguro a tutti una splendida giornata. Buongiorno Sicilia. Grazie, grazie, buongiorno anche a te. Adesso da un Marco all'altro, da Marco Amato a Marco Carli, per parlare di sport. Eh sì, perché parlava di splendida giornata, no? Marco Amato, sarà sicuramente una splendida giornata per i tifosi del Milan che, lo vediamo sulla Gazzetta dello Sport, ieri ha battuto l'Inter 3-0 e si è qualificata alle finali di Coppa Italia. Era una partita importante per i rossoneri anche per cercare la qualificazione alla prossima Europa attraverso l'Europa League, e la vittoria del trofeo nazionale. In finale troverà con ogni probabilità il Bologna, che ha battuto 3-0 l'Empoli nella gara di andata. Solo Milan, titola la Gazzetta dello Sport. Andiamo invece a parlare del calcio di casa nostra, perché sulla Repubblica Palermo leggiamo della sfida fra bomber che ci sarà fra Palermo e Catanzaro, perché da una parte c'è Poyampalo e dall'altra parte c'è Iemmello che è davanti a tutti nella classifica dei cannonieri della Serie B. La partita dei bomber, Poyampalo sfida il capocannoniere della B. E poi invece sulla Sicilia dagli attaccanti andiamo a parlare invece dei portieri, perché nel Catania c'è un portiere che è Dini, che sta facendo fra parentesi anche molto bene ed è esperto in spareggi, ha già vinto con il Trapani e dunque potrebbe essere un talismano in questo senso anche per il Catania. Beh, speriamo bene, grazie. Allora a Marco Carli ci fermiamo per stamattina, grazie per averci seguito, ci ritroviamo domani che è il 25 aprile con Buongiorno Sicilia. Intanto ricordiamo che oggi è il 24 di aprile e nel 1942 abbiamo avuto la possibilità di apprezzare, di conoscere Barbra Streisand, una grandissima artista che noi risentiamo oggi con Woman in Love, il suo compleanno, insomma sarebbe stato il suo compleanno.